A seguito della decisione della Giunta Comunale di avviare una collaborazione con un comitato di cui conosciamo solo il nome, di cui non abbiamo mai avuto alcun riscontro su strada a Mestre, abbiamo deciso che dinanzi a tale schiaffo la nostra attività su strada si conclude qui. Da oggi SOS Mestre farà solo pura informazione. Queste le durissime parole rivolte dal comitato di cittadini al sindaco Brugnaro e alla sua giunta, da loro sostenuti in campagna elettorale. Per 3 anni abbiamo dato molto, ma hanno preferito metterci da parte, scrivevano amareggiati sulle loro pagine Facebook all'indomani dell'ufficializzazione del servizio di controllo di vicinato, dal quale i più conosciuti cittadini sentinella della terraferma erano stati esclusi. Sbollita la rabbia, i toni si fanno più concilianti. I rappresentanti dell'associazione di cittadini chiedono di incontrare il sindaco per discutere di una collaborazione. È inutile nascondere il malcontento all'interno del gruppo, comunque siamo ragazzi che lavoriamo, studiamo e che comunque hanno lavorato per strada per oltre 3 anni facendo un documentario di oltre 2 ore sulla criminalità, microcriminalità presente a Mestre, e quindi avere dei ragazzi che hanno lavorato insistentemente su strada e vedersi quasi non calcolati fa male. Secondo il nuovo delegato alla sicurezza, Enrico Gavagnini, il motivo per cui il controllo di vicinato è stato istituito soltanto nelle periferie, mentre il centro di Mestre ne è rimasto escluso, sarebbe nell'avanzata età media della popolazione, che renderebbe difficile trovare cittadini disponibili. Parole incomprensibili, ribattono dall'associazione, che arrivano da una persona di cui comunque abbiamo stima. Fa specie sentire che non ci siano persone dedite ad un volontariato attivo contro la microcriminalità e il degrado. SOS Mestre rappresenta ragazzi con 21.000 persone a seguito che possono fare tanto. Noi siamo qua. Naturalmente non abbiamo nulla contro le altre associazioni, puntualizzano. Chiediamo solo di fare la nostra parte in accordo con le istituzioni. Fa piacere comunque che ci siano altri cittadini sentinella all'interno delle città di Mestre, Marghera e le zone limitrofe. Chiaro che si dovrebbe collaborare più tutti perché non ci sono rivalità all'interno di questi gruppi. Bisognerebbe collaborare e quindi attendiamo semplicemente una risposta. Restiamo positivi e siamo certi che il sindaco ci risponderà, concludono i rappresentanti dell'associazione, perché con lui abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Siamo un gruppo di ragazzi che comunque all'interno dei 3 anni non hanno mai rischiato, non hanno mai avuto denunce, hanno semplicemente fatto del bene per la città, basta leggere comunque i commenti delle persone che ci seguono. Siamo persone pulite, c'è chi ha studiato anche determinati argomenti, che li studia, siamo ragazzi, possiamo essere vicino della porta accanto, quindi o state con noi o state contro di noi.